La storia della passione di Cristo ambientata in un tempo e in un luogo indefinito, in un'Italia del dopoguerra, ma che sembra essere anche una periferia contadina di oggi a seconda dell'interpretazione. Gli allievi attori dell'Accademia Teatrale Carlo Goldoni si cimentano con un'opera classica della cristianità che esce dal teatro e viene rappresentata in chiesa. Il palco per la rappresentazione dell'opera Passione sarà la chiesa di Santa Maria dei Servi, venerdì 31 marzo. Questa è una sacra rappresentazione che ha un testo che più o meno insomma, viene scritto tra il 1100 e il 1200, poi ritradotto nel 1600 e Andrea Chiodi meritoriamente lo ripresenta in questa settimana santa. Noi siamo contentissimi di aver fatto questa operazione, di aver dato la possibilità anche ai nostri ragazzi di confrontarsi con un testo di straordinaria importanza e bellezza. Nello spettacolo gli attori portano in scena le grandi domande sulla vita, sulla morte e sulla presenza del male nella storia. Lo spettacolo si inserisce in un progetto di collaborazione tra lo Stabile del Veneto e la Curia di Padova nella promozione attraverso il teatro di riflessioni sui temi della contemporaneità. Penso che sia una bella occasione per vivere la nostra cultura, la nostra storia, per renderla capace di parlare al mondo, no, ai ragazzi e ai giovani di oggi. Non c'è cosa migliore per parlare ai giovani che quello di renderli protagonisti. E c'è anche un'altra considerazione, che quando i giovani sono protagonisti noi tutti siamo capaci di scoprire delle sorprese, di avere delle sorprese.